Si chiamava Fantonice Sira, era la figlia di un alcolizzato che non aveva in tasca una lira, e per il vino aveva tutto lasciato, il lavoro e casa, figlie e consorte, che non potendo scordar col bere, perché era stemmia la sua triste sorte, si tirò un colpo nel 53. Povera giovane rimasta orfana, mentre suo padre si ubriacava, trovò lavoro in una fabbrica e sul lavoro ogni tanto sognava panfili, pellicce d'abiti, non più la fabbrica di le piscine, la dolce vita del mondo dei principi, come le dive che vedeva al cine. Ma quel bel sogno sarebbe rimasto soltanto un sogno mai realizzato, quando in paese nel giorno del santo un gran veglione fu organizzato. Ci furono musiche, canti, allegria, danze, coriandoli, spumante suoni, poi mezzanotte una scelta giuria fece bistecche, Cesira Fantoni, le circondarono il petto e le spalle con altre fasce di seta scarlatte, su era scritto con lettere d'oro e viva sempre le mucche da latte. Le regalarono 30 garofani, un necessaire loro da viaggio, 4 biglietti con sconto per cinema, 5 flaconi di champagne omaggio. La sera stessa Fantonice Sira si presentò assai distinto un signore, disse: permette, il suo viso m'attira, voglia scusarmi, sono un produttore, se le permette io l'accompagno a far del cine, c'è un gran guadagno. Ma quella sera non certo del cine il produttore si interessò, la brava giovane per far del cinema consentì a perdere la castità, ma non per questo si perse d'animo, le rimaneva Cinecittà. Lasciò il lavoro, piantò il lavoro, comperò un top, spostare il seno, fece mandare suo padre in ricovero e arrivò a Roma con il primo treno. 100 camere fece Cesira e visitò una decina di letti, un onorevole che la manteneva le fece fare un romanzo a fumetti, ebbe davanti 3 o 4 negri, 2 segretari, 3 cardinali, si spogliò nuda Fontana di Trevi e qualche sera batteva sui viali. La brava giovane campava bene, ma ormai sentivi il richiamo dell'arte, qualunque cosa l'avrebbe donato sol per avere in un film una parte. Se non do letto con compositore, studiò dizione, bel canto, regia, mimica scenica, recitazione, apparve nuda in un film di Golia. Si è sistemata Fantonice Sira, fra letto e seno guadagna milioni, ha cominciato a studiare da signora, si fa chiamare Cesi Fantoni col PH, si è messa stabile ed è l'amante di un produttore molto influente, 3-4 film le produrrà e un premio Strega glielo scriverà. Lui già sposato, non si importano queste sciocchezze, se siano i quattrini presto nel Messico si sposeranno, potranno fare tanti bambini. E la morale di questa storia al giorno d'oggi non è tanto strana, per aver soldi, la fame e la gloria bisogna essere un poco puttana. La 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 la.